Tutti conoscono la storia di Beethoven, il genio sordo che sfida il destino. Ma se vi dicessi che non è stato l'unico, alla fine dell'Ottocento a Parigi c'era un uomo che scriveva musica con una grazia quasi ultraterrena, Gabriel Fauré. Intorno ai 58 anni ha iniziato a perdere l'udito, prima le frequenze alte, poi anche le basse, alla fine sentiva solo rumori ovattati, sempre più deboli. Ma non lo diceva in giro. Al Conservatorio di Parigi, dove era direttore, fingeva di capire, leggeva il labiale, prendeva appunti a caso per mascherare e in quel periodo, già quasi del tutto sordo, scrive uno dei suoi brani più toccanti, il trio per pianoforte, violino e violoncello. Un'opera scritta nel silenzio, ma dentro c'è tutto.